Per me la parola di Dio ha forza di creare, ha una sua forza creatrice. Quando io leggo Antico Testamento, presto attenzione al primo libro del Genesi, quando si dice che Dio ha creato il mondo con la sua parola. Quando lui ha detto, per esempio, sia la luce e la luce fu, Dio ha creato per la sua parola tutto il mondo. Dopo nel Nuovo Testamento Gesù anche guarisce con la sua parola. Quando da lui viene o portano paralitico una persona disabile, lui dice alzati e va. E questo si alza e va. Gesù anche guarisce con la sua parola. E mi sono accorto che nella mia vita anche Dio presta questa forza creatrice con la sua parola. Quando io come sacerdote faccio la messa, quando io prendo questo pane e dico questo è il mio corpo, in questo momento questo pane diventa corpo di Dio, corpo di Gesù. Quando io prendo vino, e dico questo è il mio sangue, in questo momento questo vino diventa sangue di Gesù. Anche in mia vita Dio mi presta questa parola creatrice. Quando io leggo la Bibbia, la parola di Dio, quando faccio meditazione, questa parola crea la mia vita, crea il nuova persona nel me. Ho trovato un piccolo versetto dal libro dei Proverbi, questo Antico Testamento, quarto capitolo, 23° versetto, che mi piace tantissimo, anche molto saggio. Più di una cosa degna di cura custodisci il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita. Secondo me queste parole sono bellissime e molto importanti, molto utili, perché quando io leggo queste parole io di nuovo apro per me che più importante cosa e più fragile cosa da custodire che abbiamo è il nostro cuore.